Dal 1943 a Busalla è presente la Iplom, una raffineria che occupa una vasta porzione del territorio comunale a ridosso dell'abitato, lungo il fiume Scrivia. Lo stabilimento industriale sorge in una stretta valle del versante padano dell'Appennino Ligure ed è quindi compresso tra le colline e il torrente, con l'autostrada Milano-Genova che corre a pochi metri e le case a poche decine di metri sull'altra sponda del fiume. La fabbrica oggi assicura oltre 200 posti di lavoro, ma la sua convivenza col paese, nel corso di 70 anni, è sempre stata complessa. Per loro natura, infatti, le raffinerie sono impianti industriali che hanno un forte impatto ambientale sul territorio e, inoltre, rispetto ad altri tipi di stabilimenti, hanno un rischio di incidente più elevato. Da alcuni anni stiamo producendo un bilancio di sostenibilità, sul quale andiamo a inserire i valori di consumi energetici, di relazione con il territorio, le ore di formazione del personale, insomma tutti quei valori che dicono che un'azienda non può essere più giudicata solo per quanto produce o per i posti di lavoro che dà, ma soprattutto per quanto è compatibile con il territorio, che è questo il nostro obiettivo primario. L'azienda, per ottemperare a stringenti direttive europee sulla riduzione del tasso di zolfo nei combustibili, ha recentemente realizzato il progetto Autoil 2, costruendo una parte di impianto completamente nuova, che lavora ad alte temperature e pressioni. Aumentano i rischi di incidente? Sono state adottate misure di sicurezza adeguate? È chiaro che per quello che è stato il percorso della Iplom negli anni si è trattato di un cambiamento epocale, in quanto passando ad impianti ad elevata tecnologia, infatti sono coperti da brevetti internazionali che operano ad alta temperatura, ad alta pressione, al contrario di quelli precedenti, l'impatto può essere diverso da quello che potevano avere gli impianti preesistenti. Più che valutare le temperature o altri valori, di solito, ed è importante e basilare, valutare la sicurezza di questi impianti, le tecnologie applicate, le normative da rispettare e le capacità professionali di chi li gestisce. Quindi in assoluta sicurezza le posso dire che i nostri colleghi sono professionalmente preparati, i nostri impianti sono i più all'avanguardia in Europa, tant'è che vengono proprio le aziende che li hanno prodotti realizzati qui a fare i loro master con i loro tecnici, perché questi sono i migliori impianti finora e i più avanzati finora realizzati. Insomma, la Iplom è un tipico esempio di stabilimento industriale che ha un rapporto delicato con l'ambiente e il territorio circostanti. Ovviamente non è l'unico. In provincia di Genova gli impianti a rischio di incidente rilevante sono una dozzina. Oltre alla Iplom ci sono la Superba e la Carmagnani di Multedo, depositi di prodotti chimici e petrolchimici, la Tecnomine, polveriera sulle alture di Sestri Ponente, un paio di depositi costieri di oli minerali nel porto di Genova, la AS di Carasco che produce ossidi di zinco e altri impianti a Cogoleto. Il censimento lo ha fatto nel 2008 la provincia di Genova, in un documento allegato al PTCP, lo strumento di pianificazione urbanistica provinciale che dà indicazioni generali ai piani urbanistici dei comuni. Ma che cosa c'entra l'urbanistica con le aziende a rischio di incidente? C'entra perché lo sviluppo urbanistico di un comune deve tener conto della compatibilità fra gli stabilimenti a rischio presenti sul territorio e i cosiddetti edifici sensibili come scuole, asili, ospedali o stazioni ferroviarie. Noi vogliamo che sia prima di tutto tutelata la salute e l'incolumità dei cittadini. In secondo luogo vogliamo che le trasformazioni del territorio siano assoggettate a tutti quei controlli che sono previsti dalla legislazione vigente. Si deve evitare che gli sviluppi o le modifiche del processo di lavorazione, dei processi produttivi, portino ulteriori vincoli rispetto allo sviluppo del paese. I comuni devono quindi mettere nero su bianco nei loro piani urbanistici la compatibilità dei loro edifici sensibili con gli impianti industriali a rischio. Per esempio, se una scuola non è compatibile, potrà essere trasferita. Per definire questa compatibilità, i comuni sono tenuti a predisporre un documento tecnico chiamato RIR, rischio di incidente rilevante. Il comune di Busalla, primo in provincia di Genova, sta redigendo il suo RIR, affidandosi alla consulenza di un professionista considerato molto autorevole, l'ingegnere chimico Flavio Cerrato. Le aree in cui verificare la compatibilità degli edifici sensibili, definite aree di osservazione, sono ovviamente le zone abitate più vicine agli impianti a rischio e sono state tracciate dalla provincia nel suo documento del 2008.
proprio per aiutare i comuni nel loro lavoro di pianificazione. La provincia ha appena firmato insieme ai Vigili del Fuoco una convenzione per verificare insieme le aree di osservazione disegnate nel 2008. Infatti, in questi 5 anni potrebbero esserci state delle novità, sia legislative sia industriali. Sì, può essere cambiata la situazione sia riguardo delle modifiche sopraggiunte a livello normativo, i prodotti, gli stoccaggi che possono avere cambiato la situazione, o gli insediamenti, le strutture sensibili che sono presenti all'interno delle aree di osservazione. In 5 anni possono esserci nuove scuole, nuovi ospedali, nuove infrastrutture, o possono non esserci più, e quindi è giusto verificare se queste aree di osservazione tecnicamente devono mantenere la stessa perimetrazione o devono ridursi o, se del caso, ampliarsi. Ecco, in questo punto dove siamo adesso, cioè la stazione ferroviaria di Busalla, dovremmo essere dentro un'area di osservazione, perché a poche decine di metri da dove siamo qui appunto c'è la raffineria Iplom e noi siamo nella stazione ferroviaria, quindi questa è un'area di osservazione. Sì, questa è un'area di osservazione, la stazione appunto è una struttura sensibilissima, chiaramente presente all'interno dell'area di osservazione, e si può dire che chiaramente sarà compito del comune nella redazione del RIR verificare queste compatibilità e queste situazioni per comprendere che cosa fare, eventualmente quali sono le norme di comportamento, anche di autoprotezione, che si possono consigliare a chi frequenta la stazione, ai passeggeri. La verifica, oltre che ad aggiornare i perimetri e le caratteristiche delle aree di osservazione, serve anche a fornire alla prefettura, che sovrintende alla protezione civile, indicazioni utili ad aggiornare il piano di emergenza in caso di incidente che coinvolga aree esterne allo stabilimento.